Hanno trascorso a Catania all'interno di un impianto sportivo di proprietà del comune tutti i migranti delle due navi ONG sbarcati ieri sera nel porto, ma è stata altissima la polemica tra Italia e Francia. Da un lato la Francia che ha denunciato il comportamento inaccettabile dell'Italia per la ONG Ocean Viking con a bordo i migranti. L'atteggiamento delle autorità italiane è contrario al diritto del mare, ha dichiarato il responsabile francese. Allo spirito di solidarietà europea l'Italia deve svolgere il suo ruolo e rispettare gli impegni europei, accogliendo la Ocean Viking su cui sono bloccati centinaia di migranti. La barca si trova attualmente nelle acque territoriali italiane e ci sono regole europee estremamente chiare che sono state peraltro accettate dagli italiani, che sono di fatto i primi beneficiari di un meccanismo europeo di solidarietà finanziaria. Giorgia Meloni dall'altro ha mostrato apprezzamento per la Francia, condivide la responsabilità dell'emergenza migratoria fino ad oggi rimasta sulle spalle dell'Italia e di pochi altri paesi. È importante, ha detto Meloni, proseguire in questa linea con gli stati più esposti, così da trovare una soluzione condivisa e comune. Negli ultimi anni, ha ricordato il Presidente del Consiglio, abbiamo assistito ad una gestione inadeguata del fenomeno che ha prodotto grandi ed evidenti disagi, hotspot al collasso, sbarchi aumentati, forze dell'ordine allo stremo. Il nostro obiettivo, ha sottolineato, è difendere la legalità, la sicurezza e la dignità di ogni persona. Per questo vogliamo mettere un freno all'immigrazione clandestina, evitare nuove morti in mare e combattere i trafficanti di esseri umani.